bedula dà un buon gusto. Le tortillas, che sono baking, bleda e la tala. Sono Lupiriada, sono nasciuta a Preon e per tanti anni, assieme alla mia famiglia, ho gestito il pioniere per 48 anni. Il pioniere si chiama a Val di Preon, si dice in Tiampon, e sono 7 km dal paese di Preon. Mio padre ha voluto programmare questo tipo di ambiente e dopo si è avanti sviluppando un po' alla volta. Ho cominciato a proporre alla Int che gnocchi alle erbe che si intenti in famiglia a 40 nonnos e nonnas che hanno vissuto queste erbe in casa avevano la scotta e hanno cominciato a fare questi gnocchi grandi e non ho proprio nus e sono piaciuti. Allora, queste sacchie sono le erbe che vengono fatte voi mattina, situate in nostri spras per fare questi gnoccoloni. Il tarasacco, che lo conosci abbastanza tutti, no? Le tortillas, non lo chiamiamo il grigiolò, il sclopetis, la bleda di plet, che non chiamiamo la bedula, il pane e vin, che è una foglia che tira un po' dall'aspro e dolciutto. Questa qui è la spinacia mezza selvatica, diciamo, avviene in tai ples, ma avviene in campagna libera, ecco. I presenti Raffaella, che ci ha fatto in gestione il pioniere, come presenti la ricetta e gli ingredienti che vanno fatti in gnoccoloni. Uovo, formaggi o ciucci, come dicono in chiarnie. E una volta impastato il tutto, assieme dentro un po' di formaggi freschi di 3-4 mesi, si fa la baluta. Una volta ben formale si passa una farina o flor, come si dice in furlan. Come a mettere a quei gnocchi che abbiamo fatto, nell'acqua bollente e sale. Ecco, come sono a galla, e sono questi. Allora io già vengo dall'acqua, io condino con ricotta affumicata, sopra mettiamo un po' di sponge con i sapori da salvia, con quello che è il piatto che tanti clienti apprezzano.